Daniele Balistreri, vice sindaco del Comune di Palma, questa sera con un'iniziativa inserita nelle manifestazioni settembrine dedicata interamente allo sport. Un'iniziativa che conclude un ciclo che parte ad agosto e arriva a settembre e vuole dare un segno tangibile di come la Palma per bene cerca di integrarsi verso un futuro migliore, perché noi riteniamo che lo sport sia una componente essenziale della cultura ed insieme alla legalità rende un paese libero. Ecco perché noi è il terzo anno che facciamo questa manifestazione per dare la possibilità alla città di vivere in simbiosi con lo sport e quindi vivere meglio. Qual è la situazione dello sport a Palma di Montechiaro? Abbiamo diverse iniziative, cioè Palma presente diversi ragazzi che fanno running, diversi ragazzi che fanno mountain bike anche a livello professionistico, abbiamo campioni internazionali di kickbox, anche di karate, abbiamo una società sportiva che è in promozione e anche diverse società satellite di società importanti che promuovono i giovani verso il calcio. Voi cosa fate per incentivare e mantenere anche le strutture sportive? Noi cerchiamo al meglio di mantenere una struttura sportiva che è il nostro campo di calcio che storicamente non aveva l'agibilità, subito dopo il nostro insediamento abbiamo voluto dare alla città un campo agibile affinché i giovani ne possano usufruire insieme a tante altre strutture che a breve tra l'altro una palestra polivalente è stata finanziata dal Ministro dell'Interno, la faremo nascere nella zona PIP per dare la possibilità di vivere lo sport in meglio in questa città complessa e difficile. Oggi è la serata, mi hanno detto, dello sport a Palma di Montechiaro e quindi in questo momento, come sempre detto, che l'Agragas deve rappresentare tutta la provincia e non solo Agrigento, è giusto che l'Agragas sia qua assieme all'amministrazione di Palma di Montechiaro. Presidente, ecco già il campionato è iniziato, che dire di queste due partite? Soddisfatto o no? Sì, potevamo essere maggiormente soddisfatti perché siamo stati leggermente sfortunati nella prima partita, però tutto sommato bene, la squadra risponde e quindi sono sicuro che andremo avanti sempre in crescendo. Presente qui a Palma di Montechiaro per festeggiare anche lo sport con l'Agragas Calcio che è una squadra importante nei ranghi del calcio ormai nazionale. Sì, sì, è una bella esperienza, una bella sfida, molto entusiasmante, con tante difficoltà iniziali, però credo che piano piano le cose sudate poi hanno più piacere, più gioia nel farle, quindi stiamo cercando di strutturare una situazione professionalmente parlando ottima, però ci vuole tempo, ci vuole pazienza, siamo in lavoro in corso e presto raccoglieremo quello che stiamo seminando. Ecco, una prima valutazione, un primo consuntivo, anche se sono solo due partite, di questa squadra che già in campo comincia a dare i primi frutti, insomma. Sì, non mi aspettavo sicuramente subito una partenza forte perché comunque io so che questa squadra fra 4-5 partite comincerà a essere la vera Agragas, quindi per me è tutto regolare quello che stiamo vivendo. Abbiamo fatto due buone partite, ma potevamo raccogliere di più, se fossero state 5 partite dopo il campionato le avremmo vinte queste due.